significa Lac dei Giai perché siamo appunto dal versante di Malgacciapella, lo chiamano così. Invece l'altro nome è Lac dei Neger. per confondere un po'. Ecco il lago, Sì, con pochissima acqua. quest'anno poca acqua, sì. Siamo arrivati? Forcella dei Neger, punto più alto di oggi. Sì. Eccola qui, Baita Colmont. Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo a Forcella Lagazzon, che si raggiunge salendo dalla strada che da Cencenighe porta a Falcate. La nostra meta di oggi è il Lac dei Neger, chiamato anche Lac dei Giai, a seconda da dove lo si guarda. Cioè Lac dei Neger perché viene da questa vallata, la vallata Gordina, e invece Lac dei Giai per chi viene dall'altra parte del Lagordino, cioè da Malgacciapella. È comodo, ma tira. È un po' ripido. Ah, eccolo qua il bivio. A questo primo bivio andiamo a destra, ci sono i cartelli che indicano la prima delle 3 forcelle di oggi, e cioè Forcella Pianezze. Bello ripido. Adesso è proprio l'inizio dell'anello. A sinistra si va a Baita Colmont e poi direttamente a Forcella dei Neger. Noi invece andiamo a destra a raggiungere Forcella Pianezze, cioè facciamo l'anello in senso antiorario. Questo per avere la discesa più comoda dopo. Diventa sempre più ripido. Altro bivio. Volendo si poteva fare un anello più stretto partendo da qui in senso orario o antiorario, perché a sinistra manda a Forcella dei Neger e a destra a Forcella Pianezza. Guarda che bel salto che abbiamo fatto in salita. Guarda che bella panchina sotto l'albero. E un cartello con una saetta. Non sostare in caso di temporale. Meno male che in questo momento non c'è un temporale. Si apre una visuale. È un po' selvaggio, vero? Sì, qui... Ma è giusto. Sì, è giusto, ho controllato sulla traccia. Stiamo contornando questo lato qua. Sei 88. Si apre una visuale qua. Oh, qui è frenato. Passaggio non banale, eh? Sì, è vero. La frana ha creato qualche problema.
Terminati i ghiaioni, adesso manca l'ultimo strappo per Forcella Pianezzi. Siamo quasi arrivati alla Forcella. Questo segnavia blu è quello dell'alta via numero 2, detta anche alta via dei Pastori. Eccoci qui, Forcella Pianezze o Pianezza. Ecco, arrivati a Forcella Pianezza, la parte più impegnativa dal punto di vista fisico e tecnico termina qui. Adesso noi seguiamo il 684 che indica Maglia Ciapela, che però non raggiungiamo. Arriveremo fino a un bivio e poi a sinistra in pochi minuti raggiungeremo il Lac dei Neger. Hai visto che albero? Mi piego ma non mi spezzo. Eccolo qua, cosa molto importante. Qui indica Lac dei Giai perché siamo appunto dal versante di Maglia Ciapela e lo chiamano così. Bisogna andare su a sinistra. Invece l'altro nome è? Lac dei Neger. Le Neger, dall'altro Lato, infatti. venendo dall'altro Esattamente. versante. Ah, interessante. Vero? Per confondere un po'. Sì. Dobbiamo riprendere i metri persi. Sì, quelli che abbiamo perso dalla Forcella. Allora, il cartello che ci interessa, Lac dei Giai, è disteso sul sasso e manda di là. Qui però arriva il sentiero che proviene da Maglia Ciapela, per chi vuol fare qualche metro di dislivello in meno. Però non può fare anelli, deve andare a tornare dalla stessa parte. C'è un po' di letame. È un pascolo. Mamma mia. Un pochino esposto. Acconito. Ecco il lago, Sì, con pochissima acqua. quest'anno ha poca acqua, sì. Che basso che è l'acqua rispetto a quanti Allora, anni fa? 8 anni fa abbiamo fatto quasi lo stesso giro. Ci siamo seduti su quel grande masso lì e l'acqua arrivava proprio a filo del masso. E quindi pensa quanta acqua ha perso. La penisola qui, per esempio, non si vedeva perché era sommersa d'acqua. Ha perso i 2/3 d'acqua quest'anno, Sì. nel corso degli anni probabilmente. Qui si nota il passato vulcanico.
Adesso ci aspetta un'ultima salita a un centinaio di metri di dislivello per arrivare a Forcella dei Neger, dopodiché è tutta discesa comoda. Pausa panini? Direi molto meritata. Quanto dislivello? Allora, alla fine ne faremo 9,40, 9,50, ma ormai ne abbiamo fatti 9,20 credo, perché la Forcella è lì sopra. Sì. Forcella dei Neger, l'ultima. Dopo non c'è più un metro di salita. Qualche escursionista è stato coraggioso ed è entrato in acqua. E dopo pranzo ci rimettiamo in moto per fare questi ultimi metri che ci separano da Forcella dei Neger. Siamo arrivati? Sì, Forcella dei Neger, punto più alto di oggi. Che panorama! Qui ci sono tutto il gruppo delle Pale di San Martino, da destra verso sinistra, spunta Lanier e poi tutte le Dolomiti Bellunesi più giù. Un ultimo saluto al Lac dei Neger, che questa volta chiamiamo così perché siamo nel versante di Falcade. E adesso cominciamo a scendere. Prossima tappa, Baita Colmont. Questo è un bel segno, eh? E anche questo di qua. Sì. Laggiù c'è una baita, dobbiamo raggiungere questa? Dovrebbe essere Baita Colmont, quella che dobbiamo raggiungere, sì. Eccola qui, Baita Colmont. Arrivati a Baita Colmont, adesso basta scendere per la stradina di servizio e così prima si chiude l'anello e poi si torna a Forcella Lagazzon. Chiuso l'anello. Qui, in questo punto, questa mattina, siamo saliti per questo sentiero. Ah, sì, è vero. E quindi adesso, vabbè, in mezz'ora, 40 minuti, siamo a Forcella Lagazzon. È stato un bellissimo giro, impegnativo tecnicamente per dislivello, e il Lac dei Neger o Lac dei Giai è un posto fantastico. Dal Lac dei Neger o Lac dei Giai è tutto, grazie
e alla prossima!